Sport e impianti, forum di settore organizzato dalla CONI Regionale Veneto con la collaborazione dello Studio Ghiretti e Associati in Sala Lucchia Verona nell'ambito del progetto Il ruolo dello sport veneto nel panorama nazionale. A parteciparvi il presidente CONI Veneto Gianfranco Bardelle, l'assessore regionale ai lavori pubblici Massimo Giorgetti, esperti del CONI nell'impiantistica sportiva e nella gestione degli impianti, presidenti di società e responsabili dei comuni per il settore sportivo. 12.800 società, 300.000 volontari. Nel Veneto il tessuto della pratica sportiva è ben ramificato, con ottimi risultati negli sport a livello nazionale in tutte le competizioni che danno lustro all'Italia. Dal 2009 si è passati da 200 impianti all'anno che vengono fatti nella nostra regione a 5 o 6, ma quello che viene penalizzato sono l'aggiornamento, la ristrutturazione, l'adeguamento alle nuove normative. Non ci sono più investimenti da parte della regione, da parte del comune, e questo è molto negativo. Noi chiediamo con questo forum, con questo incontro, una attenzione anche all'impiantistica sportiva, patrimonio della collettività, patrimonio sia dello sport, ma specialmente dei giovani e dei meno giovani. Ricordiamo che le nostre palestre, le piscine, i campi da gioco sono frequentati anche non più da giovani, ma anche da persone anziane, le quali trovano nello sport il modo di proseguire nella loro pensione. Io capisco che in questo momento il bilancio regionale, il 66% va alla sanità pubblica. Io dicevo 65% alla sanità pubblica, l'1% allo sport, no 0. Questo credo che sia una cosa che va bene, ci siamo sacrificati 4 anni, ma che nel prossimo anno ci deve essere un po' più di attenzione. E l'altra cosa, quando si parla delle scuole, è importantissimo, dobbiamo recuperare le scuole, metterle a posto, metterle a norma dagli impianti tecnologici. Dimentichiamoci che la scuola in fianco alla palestra, sono i nostri ragazzi quando escono dalla scuola devono andare in palestra, stare insieme, non andare per la strada perché si fanno scuole senza palestra. Questa è una cosa che credo in una nazione come la nostra non può essere accettato. Ci vediamo all'avanguardia, in questo noi vorremmo essere alla pari di molte altre nazioni. Bisogna essere concreti in questi momenti di grande crisi, le priorità evidentemente sono altre, penso ai lavoratori, penso a tutti i grandi problemi che ci sono. Evidentemente lo sport è comunque un grande volano economico, sociale, culturale e quant'altro. Io credo che in questo momento l'attenzione sia nell'implementare, migliorare, ridurre le spese di gestione degli impianti, stare vicino alle nostre grandi società sportive, perché poi oggi in Veneto, il Veneto è forte dal punto di vista dello sport perché c'è un grande movimento sportivo di base basato sul volontariato che poi permette anche di avere i grandi risultati che abbiamo ai vertici, di selezionare i talenti, ma quello che a noi interessa sono tutti gli altri. Affrontato anche il tema della sostenibilità degli impianti, l'ingresso del capitale privato nell'impiantistica sportiva e l'inserimento di opportunità commerciali negli stessi impianti. Abbiamo parlato oggi in questa occasione che è molto importante, è una platea molto ricca, di questa opportunità che la nuova legge sull'impiantistica sportiva dà di garantire dei tempi certi a coloro che vogliono investire nell'impiantistica sportiva. È ovvio che per mettere in condizioni un privato di investire il proprio capitale e quindi di attendersi una remunerazione dello stesso, è necessario che l'impianto sportivo sia in grado non solo di sostenersi ma di generare un minimo di ritorno per chi investe. Quindi capire come, dove posizionare gli impianti, con che funzioni e con che costi di gestione è fondamentale, e non è più così un tabù parlare di attività commerciali o di attività che sono collegate a di remunerazione o di capitale che viene investito privato nell'impiantistica sportiva, perché è l'unico modo che abbiamo in questo momento per poter garantire anche l'utilizzo dal punto di vista sociale e la messa a disposizione sul territorio di una risorsa così importante come sono gli impianti sportivi.